Buonasera e benvenuti a TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Soldi e buoni pasto in cambio di voti, arrestato a Palermo l'ex consigliere comunale di Fratelli d'Italia Mimmo Russo. Per l'accusa faceva assumere gente vicino a Cosa Nostra. Ai domiciliari altri 2 indagati. Dalla Colombia a Caltagirone per prostituirsi e i clienti erano Mia Mor. 2 donne sudamericane insieme ad altri 7 indagati, tutti italiani, avrebbero curato ogni aspetto dell'attività, dal supporto logistico al marketing sui siti online. A Catania sgominate 2 piazze di spaccio di Librino gestite dal clan Arena, 31 misure cautelari nell'operazione Terzo Capitolo, e in provincia spunta la cocaina rosa, si chiama Tussi, una dose può costare anche 400 euro. Sicilia in piena crisi idrica, Schifani istituisce una cabina di regia per coordinare gli interventi più urgenti, interi quartieri di giardini Naxos da 3 mesi senza acqua, Federalberghi teme un effetto boomerang sul turismo. Dopo 6 mesi di tregua tornano a salire i prezzi dei carburanti, un pieno costa 7 euro in più rispetto all'inizio dell'anno, le opposizioni tornano a chiedere il taglio delle accise. Calcio, altalena di emozioni del Catania, dall'entusiasmo della Coppa Italia a rischio play-out, il vicepresidente Grella si rivolge ai tifosi e dice contro il Messina sarà decisiva, con loro sugli spalti saremo più forti. Ancora ben trovati. Arrestato per concorso in associazione mafiosa e voto di scambio Mimmo Russo, noto politico palermitano, esponente di Fratelli d'Italia e referente dei precari palermitani. In cambio di voti dava anche soldi e buoni pasto e faceva assumere gente vicina a Cosa Nostra. Ci racconta tutto Marco Gullà. L'accusa è di quelle gravissime: essere stato costantemente a disposizione di Cosa Nostra. In manette Mimmo Russo, noto politico palermitano, ex consigliere comunale ed esponente di Fratelli d'Italia. Russo è stato sempre lo storico referente dei precari palermitani. È accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, voto di scambio politico mafioso, concorsi in estorsione aggravata e concorso in corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio. L'inchiesta è stata coordinata dalla DDA di Palermo, guidata dal procuratore De Lucia. Assieme a Russo sono indagati Gregorio Marchese, definito dal GIP la costola del politico e figlio dello storico killer della famiglia mafiosa di Corso dei Mille, Filippo Marchese, e poi il consulente d'azienda Achille Andò. Russo aveva un contatto stretto con Cosa Nostra, favori in cambio di sostegno elettorale. In cambio Russo avrebbe promesso e dato posti di lavoro a uomini di mafia, ai loro familiari o a persone da essi indicati entrati nell'orbita di cooperative e associazioni finanziate con fondi pubblici. Russo avrebbe messo a disposizione dei mafiosi soldi, buoni benzina e generi alimentari da distribuire agli elettori. Altre volte avrebbe promesso la sponsorizzazione delle feste di quartiere. Un altro capitolo dell'inchiesta riguarda la presunta ingerenza di Russo nella SIPET, la società che ha rilevato la gestione dell'ippodromo di Palermo. Russo e Marchese sono indagati per estorsione. Avrebbero costretto, su mandato dell'amministratore delegato, 2 professionisti a rinunciare ai soldi delle parcelle che vantavano dalla società. E questa inchiesta entra nei controlli della Commissione parlamentare antimafia, che ha chiesto tutti gli atti riguardanti le inchieste di Bari, Torino e adesso anche Palermo, le 3 inchieste che riguardano, con vicende differenti ovviamente, la compravendita di voti elettorali o voti di scambio. In viaggio dalla Colombia a Caltagirone nel Catanese per essere avviate alla prostituzione. Scoperto un traffico gestito da 2 donne colombiane. I clienti li chiamavano Mia Mor, 9 misure cautelari in tutto. Il servizio è di Roberta Lunghi. I clienti li chiamavano Mia Amor e dall'appellativo usato dalle vittime arrivate in Sicilia dal Sud America ha preso il nome l'ultima operazione dei carabinieri di Catania, che ha portato alla luce l'attività di un gruppo criminale capace di reclutare donne tra 25 e 40 anni provenienti dalla Colombia da avviare alla prostituzione. 3 gli arrestati tra le 9 misure cautelari emesse nelle province di Catania, Agrigento e Messina, con le accuse di associazione a delinquere, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. A capo dell'associazione
situazione c'erano 2 donne colombiane, una delle quali condotta in carcere mentre l'altra è irreperibile. Insieme agli altri indagati, tutti italiani, avrebbero curato ogni aspetto dell'attività. Si preoccupavano di spostare le ragazze dall'aeroporto alla città di Caltagirone, ma anche accompagnarle a fare spesa, pagamento di bollette o ricariche telefoniche. Il tutto dietro compenso. Le vittime giunte all'aeroporto di Catania sarebbero state condotte in 2 vere e proprie case di appuntamento nel centro di Caltagirone. La permanenza nel comune del Catanese poteva durare per le ragazze solo 1 settimana, prima di essere dirottate in altri centri dell'isola. Importante il flusso di clienti e di relativi guadagni illeciti. Le prostitute, infatti, oltre a dover cedere parte dei loro ricavi, sarebbero state costrette a versare giornalmente all'organizzazione una tassa tra i 50 e i 100 euro, che sarebbe servita anche da canone per l'alloggio. A Catania sgominate 2 piazze di spaccio gestite dal clan Arena nel quartiere Librino. Oggi l'operazione della polizia che le ha smantellate, 31 misure cautelari. Gli affiliati che non rendevano venivano minacciati di ritorsione anche nei confronti dei loro familiari. Giusy Lazzara. Un via vai a tutte le ore del giorno, lo vediamo in queste immagini della polizia. Siamo in viale Moncada 13 nel quartiere di Librino a Catania. C'è persino chi uscendo nasconde la droga nella maglietta. Le piazze di spaccio sono 2, una di fronte all'altra per coprire H24 la vendita di cocaina, crack, skunk, la marijuana potenziata. Oggi il blitz, terzo capitolo della polizia con 31 misure cautelari, 23 in carcere per associazione mafiosa e traffico di stupefacenti. A gestire con un controllo violento del territorio il clan Arena, cellula che si era resa indipendente dal clan Nizza vicino ai Santa Paola. Massimiliano Arena dal carcere con il cellulare dava ordine e decideva chi tra le vedette e i pusher andava bene e chi doveva essere punito. Tanto da minacciare in un caso di sfrattare da casa la madre di un affiliato. Ed è tipico delle associazioni mafiose e delle organizzazioni mafiose muoversi in questa maniera, cioè fare dell'intimidazione è uno dei modi attraverso cui sostanzialmente assoggettare tutti coloro che vivono all'interno di un determinato contesto. 2 le donne coinvolte. Una metteva a disposizione la sua casa nello stabile di Viale Moncada per confezionare la droga e l'altra gestiva la cassa a fine giornata. Per comprare la droga gli Arena si rivolgevano al clan Bonaccorsi Cappello, ma esisteva un patto tacito che permetteva di rifornirsi anche da altre famiglie al miglior prezzo. Una parte deve essere ovviamente acquistata nell'ambito dell'organizzazione di riferimento, ma poi c'è una certa libertà anche per avere prezzi migliori e riuscire a spuntare anche un guadagno maggiore. Sequestrate anche armi da guerra. E parliamo ancora di droga perché la cocaina rosa è arrivata anche in Sicilia. Tanti giovani attratti da questo mix di droghe che può portare anche alla morte. Proprio ieri i finanzieri ne hanno sequestrato una dose a Caltagirone. Al nostro TG la direttrice del centro dipendenze dell'Istituto Superiore di Sanità l'ho intervistata per noi, Francesco Aloi. Cocaina rosa o Tusi, il prodotto non cambia. È una droga molto pericolosa che si sta diffondendo sempre più anche in Italia. A Caltagirone, nel Catanese, i finanzieri l'hanno trovata ad un ragazzo mentre era in auto con i genitori, ignari di tutto ciò. Nell'ultimo anno in Italia ci sono stati parecchi sequestri di cocaina rosa. Sintetizzata per la prima volta nel 1974, si tratta di un mix di sostanze stupefacenti. L'esatta composizione però non è del tutto nota. Quello che è certo è il colore, rosa. È una miscela normalmente di 3,4 metilendiossimetanfetamina, cioè l'ecstasy, un derivato anfetaminico, e un derivato fenetilamminico, il 2CB. Qualche volta c'è invece l'ecstasy insieme alla chetamina. Allucinazioni, angoscia e sbalzi d'umore sono soltanto alcuni dei sintomi provocati. Una droga che può portare alla morte. Chiamata cocaina rosa perché gli effetti mimano quelli della cocaina. In realtà si tratta di 2 stimolanti che possono essere venduti a un prezzo più basso. Si tratta chiaramente di una miscela pericolosa. Noi sappiamo che sia di MDMA sia di chetamina da soli si può morire. È la droga dei salotti buoni. Una dose può costare fino a 400 euro, ma il prezzo non frena i giovanissimi. Va di moda anche tra di loro, la generazione Z.
Adesso ci occupiamo della crisi idrica in Sicilia, una cabina di regia per fronteggiare l'emergenza e un'interlocuzione con Roma per far partire subito lo stato di emergenza. Sono una decina gli interventi previsti, le strutture sono state istituite e si insedieranno domani, mentre giovedì in videoconferenza si terrà la riunione fra la Protezione Civile siciliana e quella nazionale. Manlio Viola. Una cabina di regia per far fronte all'emergenza idrica in Sicilia è stata istituita dalla giunta di governo presieduta da Renato Schifani. La struttura avrà il compito di individuare gli interventi più urgenti per mitigare gli effetti della crisi e sarà guidata dallo stesso Schifani e coordinata dal capo della Protezione Civile Salvo Cocina. Ne fanno parte i dirigenti generali dei dipartimenti regionali tecnico, acqua e rifiuti e autorità di bacino idrogeologico, l'avvocato generale della regione ed esperti delle università di Palermo e Catania. Gli assessori all'agricoltura, all'energia e alle infrastrutture parteciperanno liberamente alla riunione della struttura che si insedierà domani pomeriggio a Palazzo d'Orleans. Intanto proseguono le interlocuzioni tra la Protezione Civile regionale e quella nazionale per la dichiarazione dello stato di emergenza. Il capo del Dipartimento Nazionale, Fabrizio Curcio, ha già riscontrato la richiesta avanzata qualche giorno fa dal governo Schifani. Sulla scorta di precedenti che hanno visto coinvolte altre regioni, la Protezione Civile nazionale ha già indicato gli interventi immediatamente finanziabili per far fronte al contesto emergenziale estivo. Si va dai piani di distribuzione callo autobotti agli impianti di pompaggio supplementari, dalla rigenerazione dei pozzi alla realizzazione di nuovi pozzi e sorgenti, dagli interventi sulla rete idrica a dissalatori e potabilizzatori portatili. È stata chiesta da Roma ulteriore documentazione e convocata un'apposita riunione tecnica tra gli uffici romani e palermitani che si terrà giovedì mattina in videoconferenza. Oltre che sul piano tecnico, le interlocuzioni sono state avviate anche su quello politico. Il presidente Schifani ha telefonato stamattina al ministro della Protezione Civile Nello Musumeci. E a proposito di acqua, sono disperati i cittadini di Giardini Naxos, da 3 mesi senza acqua. Il comune del Messinese si aggiunge ai quasi 100 per i quali il razionamento arriverà fino al 45%. Il servizio. Fare la doccia o lavare la biancheria, un lusso per gli abitanti di Giardini Naxos nel Messinese, che fanno i conti con la carenza idrica da 3 mesi, con una situazione progressivamente aggravatasi per l'assenza delle piogge. Ci sono oltre 200 famiglie del quartiere Ortogrande disperate. Siamo disperati, non sappiamo più a chi rivolgerci, perché questa situazione dell'acqua nel nostro quartiere è diventata insostenibile. Io stessa devo bollire l'acqua delle bottiglie per lavare il biberon dei miei figli, madre di 2 bambini che non riesco più a fare lavatrici, non posso fare le docce come Dio comanda, nessuno ci dà una risposta. I residenti hanno avviato una raccolta di firme, ma lamentano di non essere stati mai ricevuti dal primo cittadino e di non riuscire a ottenere informazioni dall'acquedotto. Giardini è solo un tassello del mosaico fatto da 1 milione di siciliani, sottoposto a piano di razionamento con riduzione forzata di forniture d'acqua potabile fino al 45% in 93 comuni delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo e Trapani. Federalberghi, che comunque non segnala al momento disdette nelle strutture, guarda con preoccupazione all'ipotesi che i turisti possano essere coinvolti nel razionamento idrico. Il tema della siccità è un tema importante, ma non può diventare un ulteriore boomerang anche come danno di immagine per la stagione turistica che si presenta molto buona. Per Schifani, i turisti che verranno in Sicilia non rischiano, perché l'isola del comparto ricettivo si prepara a fronteggiare la grande sete. Non solo le grandi catene, ma anche i bed and breakfast, le case vacanza, i bar e i ristoranti. L'assessorato regionale dell'economia ha pubblicato il decreto che disciplina l'accesso ai contributi straordinari della regione siciliana per i danni dovuti alle emergenze incendi dell'estate 2023. Si tratta di uno stanziamento di quasi 3 milioni di euro riservato a quei cittadini che hanno subito danni al proprio patrimonio immobiliare a causa dell'eccezionale ondata di calore dello scorso anno. Ogni contributo potrà arrivare fino a 50.000 euro nel caso di danni alla prima casa. Anche le eventuali abitazioni diverse dalla prima casa potranno comunque beneficiare dei ristori. Adesso ci occupiamo di benzina stangata di primavera. Dopo 6 mesi di tregua tornano a salire i prezzi dei carburanti. Oggi un pieno, pensate, costa 7 euro in più rispetto all'inizio dell'anno. Intanto l'opposizione del governo Meloni chiede di tagliare le accise. Il servizio di Tonino De Mana. Dopo 6 mesi di tregua tornano ad impennarsi i prezzi dei carburanti, con la benzina che raggiunge al self 1,91 al litro, il massimo dal 19 ottobre.
Non è certo una buona notizia per gli automobilisti, con un'ondata di rincari che, inevitabilmente, peserà in occasione dei prossimi ponti del 25 aprile e 1 maggio. Il Codacons calcola che il pieno costa già 7 euro in più rispetto ad inizio anno, circostanza che non è sfuggita agli utenti della strada. Io l'ho appena fatta e ho notato un grosso aumento della benzina. Addirittura 7 euro in più rispetto all'inizio dell'anno? Sì, assolutamente sì. Ma questo è un grosso problema, a discapito nostro ovviamente, del popolo. Tutto questo è assurdo. Io già ho una spesa media di 400 euro al mese. Ma perché aumenta la benzina? La risposta è di Ivan Calabrese, presidente Figish. Adesso anche l'OPEC, che è l'organizzazione dei maggiori produttori di petrolio al mondo, tra cui fanno parte anche la Russia, che è il maggiore esportatore di petrolio in Europa, ha annunciato un taglio drastico della produzione di petrolio. A questo si aggiunge anche che ci si aspetta una ripresa dell'economia di Stati Uniti e Cina, che avranno una maggiore richiesta di petrolio e prodotti raffinati. Tutto questo farà sì che ci sarà minor petrolio e prodotti raffinati disponibili sul mercato. L'opposizione scende in campo e fa pressing sul governo Meloni, chiedendo di tagliare subito le accise. Tra il serio e il faceto, quest'automobilista propone la sua soluzione. Dobbiamo posare tutte le macchine, così stringiamo un po' le cose. Lasciamola a casa, se siamo d'accordo tutti. Potrebbe essere una soluzione efficace. Adesso 7.000 posti di lavoro, 1.700 dei quali già attivi, la formazione professionale di almeno 1 migliaio di siciliani, 500 dei quali già coinvolti, tutto per realizzare 8 grandi infrastrutture necessarie per preparare e accompagnare la costruzione del ponte sullo Stretto. È una grande talpa e già all'opera per scavare gallerie ferroviarie nel Catanese. Sono questi i progetti di WeBuild per la Sicilia. Il servizio. Il ponte sullo Stretto spinge verso tutte le altre infrastrutture in Sicilia per la Sicilia. La realizzazione della grande opera, forse la più contestata della storia italiana insieme alla TAV, porta a progetti di infrastrutturazione secondaria. Sono 7.000 i posti di lavoro stimati necessari nel complesso per realizzare i grandi progetti che WeBuild ha in corso in Sicilia, con 1.700 persone già oggi impegnate nei cantieri tra diretti e indiretti. Obiettivo del gruppo all'opera sugli 8 progetti affidati da RFI e ANAS è contribuire a rivoluzionare la mobilità sostenibile dell'isola nei prossimi anni, in particolare sulla direttrice Palermo-Catania-Messina, creando un parallelo sviluppo e lavoro specializzato con una formazione professionale specifica realizzata in collaborazione con la regione siciliana. 8 gli assi di attività. Innanzitutto Cantiere Lavoro Italia. Si tratta di un programma di formazione per creare le professionalità necessarie ai cantieri WeBuild. 500 i siciliani già coinvolti, che rappresentano il 40% delle persone formate in tutta Italia nel centro avanzato di addestramento di Belpasso. Sempre a Belpasso è attivo Roboplant, lo stabilimento destinato alla produzione automatizzata di conci in calcestruzzo da utilizzare per i rivestimenti delle gallerie delle linee ferroviarie. Fra le opere in stato più avanzato poi c'è la Taormina Giampilieri, della linea ferroviaria ad alta capacità Messina-Catania, dove sono partiti gli scavi della galleria Sciglio con la grande talpa TMB Igea. Al 75% di avanzamento invece i lavori sulla tratta Bicocca Catena Nuova, mentre a maggio verrà consegnata la prima tratta completa con circa 12 km di binari da Catena Nuova a Sferro. Mentre si parla dei cantieri del ponte, a Messina è il secondo giorno di apertura dello sportello del ponte che riguarda gli espropriati. Intanto oggi hanno chiesto notizie e chiarimenti, e non solo, sono quelli che vogliono avere notizie gli espropriandi. È andato per noi Francesco Triolo. Il secondo giorno di apertura dello sportello Ponte, ma non c'è la resta di ieri. Niente presenza dei comitati No Ponte, fuori al Palacultura, all'interno solo una ventina di proprietari che hanno effettuato la prenotazione per oggi e qualche cittadino che si è presentato senza, ma ha potuto comunque parlare con i tecnici della Stretto di Messina, che ha sdoppiato i tavoli anche per velocizzare le procedure di informazione. In questo momento non si parla di quantificazione dell'indennizzo, ma i cittadini chiedono notizie soprattutto sul tipo di intervento che verrà fatto nella propria proprietà. Al di là degli espropri sono tanti infatti gli asservimenti previsti. Tranquillo sì, relativamente, però dico, prima che non fanno i lavori non sono tranquillo, ecco, più che altro, perché tutto può succedere. Dico, queste cose qua dicono sì, pubblici servizi, pubblici utilità, poi alla fine dico un domani, io ho domandato appunto se l'asservimento possa comportare un domani un esproprio. E da parte mia, che è un asservimento, la mia preoccupazione, visto che è l'unica entrata a casa a Contesse, io ho chiesto più chiarimenti sui disagi che possiamo avere, che probabilmente quella zona dureranno tutto il periodo.
Le osservazioni che i proprietari, alcuni accompagnati anche dai propri periti, presenteranno allo sportello saranno poi inviati ai progettisti per capire se è possibile modificare qualche intervento. Su una strada locale di attraversamento diciamo che quindi regola la viabilità locale, hanno chiesto di valutare la possibilità di modificarla per non avere interferenze con gli immobili di proprietà, insomma. Grido d'allarme dei costruttori di Ragusa, le nuove regole sul superbonus rischiano di mettere in ginocchio l'edilizia. Il servizio è di Laura Curella. L'ennesima modifica all'iter che regola il superbonus acuisce la crisi del comparto edile. ANCE Ragusa parla di schizofrenia normativa e chiede al governo una politica industriale stabile per il comparto. Ci sentiamo sotto assedio, nel senso che il nostro settore sta vivendo un attacco da più parti. L'ultimo decreto che è stato emanato il venerdì santo ci sembra più un decreto della crocefissione, perché l'ennesima modifica ad un decreto legge, dal decreto legge 34/2020, che ha subito 50 modifiche nel corso della sua stesura. Questo non ci permette di avere una attività programmatica economica che ci possa dare continuità nell'attività lavorativa. Sul versante dei contratti pubblici, ANCE evidenzia il problema del forte rallentamento della liquidazione delle somme del decreto legge aiuti per le opere non PNRR. Siamo fermi al secondo semestre del 2022 e non vediamo il pagamento al passo con le esigenze delle imprese. Per il settore delle costruzioni, ANCE Ragusa prevede un calo del 10% rispetto all'anno precedente. La fine della cessione del credito, il ridimensionamento e l'assenza di una politica di incentivi per l'efficientamento energetico e sismico degli edifici porteranno a un crollo del 30% del mercato della riqualificazione abitativa e del 10% delle nuove costruzioni. Adesso ci spostiamo ad Agrigento nella giornata sulla consapevolezza dell'autismo, passeggiata nella via sacra della Valle dei Templi tra il Tempio di Giunone e i ruderi del Tempio di Giove. Il titolo del cammino è Autismo in Valle. Ci racconta tutto Davide Sarto. Invasione allegra e gioiosa nella Valle dei Templi di Agrigento. Un migliaio di bambini e giovani studenti, accompagnati dai docenti, hanno partecipato alla passeggiata intitolata Autismo in Valle, lungo la via sacra tra il Tempio di Giunone e i ruderi del Tempio di Giove. L'iniziativa, promossa dall'azienda sanitaria provinciale, ha inteso sensibilizzare sul tema dell'autismo, coinvolte anche le associazioni del territorio. In testa al corteo i rappresentanti delle istituzioni. Come numeri noi abbiamo 650 minori circa e 50 adulti. Negli ultimi 2 anni veramente abbiamo dato una buona risposta ai bisogni di salute dei soggetti con disturbo dello spettro dell'autismo e possiamo dirci che alla fin fine stiamo veramente abbattendo le liste di attesa. Mette allegria vedere tutte queste persone vicine ai loro compagni, per esempio i bambini, ai loro compagni con più difficoltà, che poi anche il concetto di difficoltà forse va un po' rivisto. Noi tendiamo a valutare le persone nella misura in cui possano svolgere delle funzioni. Ecco, forse non è questo il metro giusto di valutazione. La manifestazione, a carattere educativo, ha riscosso successo verso l'obiettivo dell'inclusione sociale e lavorativa delle persone affette da autismo, contro pregiudizi e discriminazioni. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, poi ritorneremo per parlare di calcio, per parlare nello specifico del Catania. Bentrovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia. Come detto, parliamo di calcio, parliamo della paradossale stagione del Catania che dopo aver vinto la Coppa Italia di Serie C vive nell'angoscia dei play-out. Il vicepresidente Grella chiama a raccolta tutti i tifosi in vista del derby decisivo contro il Messina. Il servizio. In qualunque modo andrà a finire la stagione, di sicuro l'annata 2023-2024 passerà alla storia. Il Catania e i suoi tifosi la ricorderanno per la storica vittoria della Coppa Italia di Serie C, primo trofeo nazionale messo in bacheca, e per le tribolazioni di un campionato che doveva essere di vertice ma che invece si sta trasformando in un calvario con 16 sconfitte su 35 gare disputate. L'ultima è maturata sul campo della Virtus Francavilla, squadra non certo trascendentale che la settimana prima ha
aveva addirittura perso contro il Brindisi, Cenerentola del campionato, e con un piede e mezzo in Serie D. È un Catania dalla doppia personalità che ora deve ritrovarsi. È ancora artefice del proprio destino, come ha detto Zeoli nel post gara, ma sa che adesso non può più sbagliare, a partire dal derby di domenica sera al Massimino contro il Messina. È la partita più importante della stagione, ha detto il vicepresidente Vincenzo Grella sul sito ufficiale della società. Questo è un momento delicato, perciò mi rivolgo con la massima sincerità a tutti quelli che amano il Catania. Con la loro presenza in massa sugli spalti e infondendo coraggio in ogni secondo della gara ai nostri giocatori, ha ribadito Grella, li renderanno certamente più forti. Catania, in ritiro da venerdì, quando inizierà il conto alla rovescia per un derby che vale non solo per il campanile, ma per l'intero campionato. E questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di serata.